Rieccoci in una nuova puntata di Centro Anch'io. Grazie amici per essere sempre così numerosi. Anche oggi siamo in Castello, siamo nel piazzale della Locomotiva, così chiamato dai bresciani, e vi raccontiamo la palazzina che vedete alle mie spalle, palazzina Ainau. Centro Anch'io. Entrando dal portale principale del castello, sulla sinistra verso il bastione di San Faustino, è possibile trovare una casa chiamata Palazzina Ainau. Qui nel 1849 il maresciallo asburgico Julius Jacob von Ainau costruì il suo quartier generale, da cui diresse l'operazione militare per soffocare l'insurrezione bresciana, guidata da Tito Speri e conosciuta con il nome di 10 giornate. Ainau era noto per la ferocia con cui contrastava i moti rivoluzionari. In patria era conosciuto con l'appellativo di Tigre Asburgica, ma dopo la sanguinosa battaglia che portò alla resa dei bresciani dopo ben 10 giorni di assedio, fu chiamato Iena di Brescia. L'elemento scatenante delle 10 giornate fu proprio la pretesa da parte di Ainau che i bresciani pagassero una multa come punizione per la loro aperta ostilità agli austriaci. Da qui, cioè dal castello, Ainau e l'esercito austriaco bombardarono coi cannoni Brescia. Segni di questi bombardamenti si possono ancora trovare sul Palazzo della Loggia o sul Duomo Nuovo. Anche il Teatro Grande venne bombardato da qui. Siamo tutti in forma, però ogni tanto capita de igana predas stomach. Restate con noi. Centro Anch'io. Allora, pronti? Partenza, via. Igana predas stomach. Non è una cosa bella, Oscar, che nonostante la faccia è uno sgamato che le cose le sa in dialetto, ci capisci? Tu sei bresciano, Oscar? Sì, lumezzanese. È di Lumezzane, quella cosa si complica, c'ho parenti io Lumezzane. Dove? Che zona di Lumezzane? Santa Pologna. No, San Sebastiano, non mi ricordo. Dai, salutiamo anche gli amici di Lumezzane che ci seguono in tantissimi. Igana predas stomach, caro Oscar, che significa secondo te? Che l'elgana predas stomach? C'è un problema allo stomaco. Sì, avere una pietra sullo stomaco. Quando? A scuola. In che occasioni? Perché? Problemi d'amore o problemi di studio? Di studio, dai. È capitato di avere una pietra sullo stomaco? Sì. Quando? Tornato dai pranzi alla nonna. Perché? Che mangiavi dalla nonna? La nonna? Stracotto, polenta, arancini, tutto. Ma che è siciliana la nonna? È siciliana. Allora, anche oggi andiamo a trovare alcuni amici, va? La Cremeria Italia, gelateria storica in via Ponte Crotta a Brescia. Andiamo, va? Vediamo un po'. Andiamo a beccare. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. C'è Daniela. Ciao Daniela. Ciao. Guarda, la ben trovata, la titolare, Carissima, igana predas stomach, ti è mai capitato? Tutti i giorni. Come tutti i giorni? Perché mangio troppo. Come mangi troppo? E che mangi? Vabbè, il gelato. Si continua a mangiare, guarda che è gustosissimo, è buonissimo, è genuino, no? Beh, sì, direi. La Cremeria Italia, però. Quali sono i tuoi piatti preferiti? Ma di gelato, Vabbè, diciamo dei gusti del gelato. Vabbè, crema, pistacchio, cremino al pistacchio, bignolino. Qual è quello che va di più? Crema. La crema va alla grande. Senti un po', ma Cremeria Italia, ma qua c'è caffetteria, c'è di tutto. Allora, sì, vabbè, a parte il gelato che facciamo come lo faceva il nostro povero nonno, abbiamo anche caffè, cappucci, brioche, aperitivi, tutto quello che si può trovare da noi. Tantissime cose, poi un locale completamente rinnovato. Ci siamo fatti il vestito nuovo, dopo 20 anni ai tempi l'avevano ristrutturato i miei genitori e quest'anno ci abbiamo pensato io e mio fratello. Allora, il gelato della Cremeria Italia non resta sullo stomaco, però quando si dice igana predas stomach, vuol dire avere qualcosa sullo stomaco. che cosa? Niente, gelato me lo fa digerire. Vuol dire avere qualcosa sullo stomaco. In questo momento hai qualcosa sullo stomaco. Qual è la cosa che ti sta sullo stomaco? Poi te ce ne sono tante. Igana predas stomach. E con questo detto chiudiamo anche questa puntata. La traduzione letterale è semplice, avere una pietra sullo stomaco è un detto ancora molto usato nella nostra città. E avere una pietra sullo stomaco, essere oppressi da una grave preoccupazione, cosa che non vi auguriamo in questo momento e neppure in futuro. Grazie amici, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.